Non c'è solo il Comune di Venezia sotto la lente delle indagini della Procura, ma anche le sue società partecipate. Nel registro degli indagati sono iscritti tra gli altri il direttore generale di ACTV AVM Giovanni Seno e Alessandra Bolognin, direttrice generale di Insula e di Ive. E se durante l'ultimo infuocato Consiglio Comunale di Mestre, che aveva sul tavolo la richiesta di dimissioni del sindaco e della sua giunta, avanzata in blocco dalle opposizioni, era stato lo stesso Brugnaro a sottolineare la necessità immediata di avviare iniziative di tutela dell'immagine, del patrimonio e delle operatività delle società coinvolte, richieste di dimissioni si sviluppano anche in questi filoni di indagine, quelli delle partecipate. Come Consulta Civica Veneziana e Sportello Sociale abbiamo deciso di chiedere le dimissioni della direttrice generale di Insula, la dottoressa Bolognin, dopo i fatti intercorsi nello scandalo veneziano, che ha colpito anche tutte le partecipate annesse al Comune di Venezia. Abbiamo deciso di chiedere alla direttrice di Insula di fare un passo indietro nel bene dei lavoratori che lavorano all'interno di Insula, ma anche e soprattutto per il bene degli inquilini che abitano negli alloggi di proprietà pubblica del Comune di Venezia. Secondo la Consulta Civica Veneziana e lo Sportello Sociale, la città attraversa un grave periodo sul fronte della residenza pubblica, sia per quanto riguarda la presa in carico delle problematiche di inquilinato che su quello di manutenzione e messa in sicurezza degli immobili. Che fine farà la residenza pubblica e tutte le manutenzioni programmate per conto di Insula? E che fine farà il famigerato e sbandierato piano casa messo in atto dall'assessore tempo indietro, il quale prevedeva tutto un recupero manutentivo e la successiva assegnazione mediante bandi di un cospicuo patrimonio abitativo nell'arco temporale che andava dal 2024 al 2026. Noi chiediamo si faccia chiarezza e, se serve, si faccia anche un passo indietro.